giochiamo tutti quanti insieme, una disputa fra un antico romano e un fiero greco. E si contendono i due, hanno un po' da discutere fra loro, perché il greco è quello preposto, quello che ha, diciamo così, la vestitura ufficiale per raccontare come nasce il vino, cioè dal loro grande dio Dioniso. Ma c'è un romano che sta vicino al greco, il greco sta qua in questo spazio che si è conquistato, sta qua vicino, lui dovrebbe fare spettacolo qui all'anfiteatro, ma però gli piace anche lui raccontare come è nato secondo lui il vino, secondo la tradizione romana, cioè dal proprio dio Bacco, dio del vino, no? C'è una disputa tra i due, naturalmente il greco è quello che è più forbito, parla un italiano, insomma, corretto, eccetera, eccetera. Il romano è forse un giullare, forse un saltimbanco, non si sa bene, quindi è un po' più greve, un po' più grezzo anche nei modifici. C'è una disputa fra i due, nessuno dei due ha la meglio alla fine, non vi dico nient'altro, se non quello di prestare un minimo di attenzione, ma voi sarete agili e bravissimi a capire chi dei due sta parlando. Ovviamente sono da solo, non posso sdoppiarmi, ma in certi cambi repentini sarò o uno o l'altro. Quindi, ripeto, non posso darvi il vino, ma facciamo finta che tutti abbiate assaggiato questo vino, che sia di Bacco o di Dioniso, perché poi riprenderà anche alla fine questo piccolo discorso, che entrerò in qualche modo io, che sono il terzo incomodo fra i due, a risistemare, riequilibrare un po' le carte e le sue. Quindi